Cari amici dell'edicola di Pinuccio, buongiorno, buonasera, quello che volete voi, tanto siamo su YouTube. Benvenuti in questa rubrica di cucina. Puntata 0, puntata pilota, è una nuova rubrica, stiamo sperimentando e oggi per sperimentare ci accoglie lo chef Matteo Galatà di Magaribo Officina Gastronomica. Venite con me. Bene, siamo dentro al locale, ci ha raggiunti lo chef Matteo Galatà. Buongiorno, buongiorno. O buonasera, buonasera. Buon pomeriggio, insomma, a seconda della fascia oraria in cui ci seguono. Tanto il video è lì, lo potete vedere quando volete. Matteo, cosa andiamo a preparare oggi? Allora, oggi andiamo a preparare la struncatura, che è un piatto tradizionale locale e calabrese in generale, in verità, perché ogni poi zona della Calabria, costiera o montana, ha delle diverse versioni e interpretazioni di condimento su quella che è la struncatura intesa come pasta, perché chiaramente la struncatura non riguarda il condimento, riguarda la pasta, che in antichità veniva fatta con gli avanzi di mulino, con la parte di crusca che rimaneva, e infatti era considerata il piatto dei poveri. E per poterla fare abbiamo bisogno di olive. Io ho scelto quelle da Giasche semplicemente perché volevo una versione un pochettino più delicata della struncatura, infatti questa è una mia interpretazione della struncatura, non voglio offendere nessuna donna di Cinquefrondi o paesi limitrofi con questo mio piatto, però ci tengo a sottolineare è la mia versione. Ok, acciughe, non sarde, io utilizzo le acciughe, colatura di alici, olio extravergine d'oliva e pan grattato. Insieme a la pasta. Allora, siamo nella cucina del Magaribo. È quasi tutto pronto, Magaribo, mi correggono la pronuncia. Stavo preparando la base per poter fare il pan grattato all'acciuga, per poi andare a condire la nostra struncatura infine al piatto, chiamato comunemente il parmigiano dei poveri, perché si usava tantissimo al posto del parmigiano. L'acqua bolle intanto, qua facciamo un po' di tagli. Ero curioso di vedere quanto pesassero 5 olive, che sono più o meno la porzione a persona. Pesano 12 grammi, se dovesse interessare a qualcuno. Quanto stai mettendo? Considera, io vado a occhio sul pan grattato, però facciamo la tara e lo vediamo subito. 85, possiamo arrivare tranquillamente con quella quantità di acciughe e un cucchiaino di colatura che vedremo dopo a condire 100 grammi di pan grattato. Allora, come dicevamo, le quantità di struncatura di oggi sono per 2 persone, considerando un 100 grammi di pasta a testa. Prima di cominciare con la pasta, intanto la nostra acqua sta bollendo, ce la saliamo chiaramente, così siamo già pronti e possiamo partire facendo sciogliere 3 filetti d'acciuga e un goccino d'olio extravergine d'oliva. Poco lento? Sì, le facciamo sciogliere piano piano. Modestamente, io che sono ignorante in cucina. Lei mi sorprende, signore, in verità. Questo fuoco lento, così come a esserne certi, mi è piaciuto molto. Ci aiutiamo ora. Purtroppo non posso aiutarti più di tanto perché io davvero sono una frana proprio. Non so nemmeno mettere l'acqua a bollire. Bisogna solo imparare. E più è impossibile. Ok, possiamo un pochettino aumentare il fuoco, andiamo a fuoco vivo, acceleriamo un pochettino i tempi, poi ce la passiamo dopo.
Tra tagli e bruciature le mie mani sono combinate abbastanza male, ma vabbè. Lo chef che mi ha formato mi ripeteva sempre, ora sta prendendo temperatura, passiamo per non bruciare l'acciuga, che è semplicemente un mestiere che ti entra tra le mani, non nelle mani. Ok, ora che la nostra asciughina si sta sciogliendo, ne approfittiamo per mettere un cucchiaio di colorazione arancione. Questa è colatura d'alici. Sempre sui 100 grammi di pangrattato, un cucchiaino basta. Non posso dire che dà il profumo. Beh, se si comincia a sentire, ora ci mettiamo il nostro pangrattato e andiamo a tostare piano piano. Tra l'altro è un piatto veloce da fare. Sì, molto veloce. Sì. Non ci vuole molto. Considera, se veramente avessimo fretta nel mentre avremmo già potuto calare la pasta e quindi mangiare in un quarto d'ora al massimo praticamente. E poi, se non erro, la storia narra che è un piatto povero. Cioè Sì, molto... allora la stroncatura nasce con gli avanzi di mulino, con la parte di crusca che durante la molitura chiaramente avanzava e veniva questa pasta integrale. Ora chiaramente non sono più scarti di mulino perché l'HCCP non permetterebbe mai una cosa del genere. Però ci sono due aziende in particolare che conosco io, che ho assaggiato e che apprezzo tanto, che sono Torre di Gioia Tauro e l'altra, se non ricordo male, si chiama Salerno di Cutro, che sono veramente due ottimi prodotti, moderni, ma che richiamano veramente tanto la tradizione. Che serve sta aggeggino di sopra? Questa? Quella, perché se no, essendo largo, esatto, essendo largo la padella, se no comincia a muoversi molto male. Attrezzi del mestiere. Quando cominciamo a vedere la prima colorazione nocciola, vedi, ora comincia a vedersi abbastanza. Non so se la telecamera riesce a... Sì. Però siamo partiti dal colore pane e siamo su un nocciola che tende a scurirsi a step di 10 secondi. Infatti questa è una fase molto delicata in realtà. Comunque troverete tutto, anche in descrizione del video e in sovraimpressione. O per qualunque chiarimento, magari Bo è sempre disponibile. Giusto. Anche sui social, sopra tutto. Allora, qui ci siamo praticamente. Fa caldo comunque ai fornelli. Sì, diciamo che l'inverno si apprezza molto di più in cucina, devo dire. L'estate Non oso immaginare l'estate. L'estate ci vuole un attimino di concentrazione per non sciogliersi, però no, ok, senti il profumo adesso? Sì. Questo c'è visa e siamo pronti. Forse lo sentono pure da casa. È probabile, è molto probabile. Ok, ora andiamo a levare l'olio in eccesso, semplicemente. Io per esempio spesso e volentieri uso la carta paglia, però anche lo Scottex va benissimo. Infatti ora, essendo per chi ci segue da casa questo video, ho usato proprio per scelta uno Scottex classico. Cerchiamo di spalmare il nostro pane su una superficie più ampia possibile, così che la carta, esatto, riesca ad assorbire la parte di olio in eccesso, e lo lasciamo qui. Questo è uno step che non sapevo. Gli facciamo una grattatina di pepe nero, giusto per dare profumo, perché ancora è caldo, quindi riesce a sciogliere tutti gli oli essenziali del pepe e li ritroveremo poi alla fine. Passiamo al secondo step, cioè la struncatura vera e propria. Allora, struncatura vera e propria. Giramenti di padella che ci stanno Sempre. Non so se si è visto, ma comunque. Sì, sono Giramenti di strumenti, pure del mestolo qua. Esatto. Questo lo facciamo qua. Dicevamo, per due persone noi abbiamo pesato 200 grammi di struncatura. Le paste lisce, che sono quelle trafilate a plastica, non possono mai rendere quanto una pasta trafilata per esempio al bronzo, per dire, come questa.
Se tu avvicini vedi una granulometria della pasta, Vediamo se riesco a mettere a fuoco. Sì. levo la mano. Sì, no. Ed è molto importante, non solo sulla struncatura ma sulla pasta in generale. Ok, allora l'acqua era già salata, caliamo, diamo un timer di 7 minuti in acqua e poi la facciamo risottare spiegando chiaramente anche il perché. Dopodiché ci prepariamo la base del nostro sugo. Allora, la struncatura, che è la pasta, non vuol dire che debba essere condita necessariamente allo stesso modo da tutti. Anche perché ci sono una quantità di versioni della struncatura, esatto, infinite. Ora chiaramente faremo la mia. Nelle zone di mare si può fare con, tanti la fanno col pesce spada, con la lannata, con la sardella, quella sotto salsa di pepe. La mia è un pochettino più delicata, però proverò a vedere se anche a Gabriele possa piacere. Siamo qui anche per testare. Esatto. Per 2 persone quindi, filo d'olio extravergine d'oliva, olive, io uso la taggiasca perché mi sviluppa in soffritto una punta di amaro che poi mi serve alla fine nel piatto. Però, ricetta classica per esempio, a 5 fronti di farlo si utilizzano le olive nere. Ribadisco, questa è la mia versione, non odiatemi vi prego. E quindi andiamo in soffritto con le olive taggiasche e 1, 2 e 3 filetti di acciuga. Io sono uno che passa tutto, quindi per me possono cucinare come vogliono. L'importante è mangiare. Vero? Bene, Bene. Siamo ciò che mangiamo. Ok, quindi andiamo in soffritto. A notare la cover dell'edicola di Penuccio. Sempre. Ora, uno spicchio d'aglio là dentro ci starebbe benissimo. Però Da quale io onestamente in questa versione non lo uso, ma non perché non ci sia, semplicemente perché l'ho immaginata così. Poi da casa, se fosse con queste quantità, mezzo spicchio d'aglio in soffritto, poi o lo levate o lo mantenete, insomma quello è una questione di gusto personale. Io solitamente mangio o senza aglio, cioè senza aglio sicuro, ma ogni tanto un po' di cipolla. Cipolla qua dentro a me non piace qua dentro. L'aglio ribadisco ci potrebbe anche stare, ma andiamo su una ricetta un pochettino più delicata. Aggiungiamo un goccio di acqua o brodo vegetale, meglio brodo vegetale, però va benissimo anche l'acqua in realtà. E poi su 2 persone andremo a mettere 3 cucchiai rasi di colatura di alici. La coatua, Super. per chi conosce. Anche perché la dose su 100 grammi di pasta di questa specifica colatura, perché poi l'intensità dipende da chi la produce sostanzialmente, però diciamo con questa azienda che tra l'altro è locale di Anoia, Corro Azzurro si chiama, fa ottimi prodotti, anche i filetti d'acciuga sono sempre loro. Ok, La coatua di alici. assaggiamo per vedere se siamo equilibrati. Sì, Un momento assaggio. ok. E semplicemente attendiamo i prossimi 3 minuti e la nostra pasta sia pronta per andare in padella. Ottimo. Dicevo, la metà della cottura, la seconda metà della cottura. La seconda metà della cottura la faremo in padella semplicemente per sfruttare una tecnica che si chiama risottatura. Quindi faremo sì che la pasta rilasci in padella una quantità di amido che, legandosi alla parte liquida e alla parte di grassi del piatto stesso, ci andrà a formare una crema abbastanza densa, ma la vedremo dopo. Poco fa ho citato un fantastico, i sapori della mia terra. Era Conosci di di Masterchef. per una bella glattata.
Ora mi sfugge un po' il nome. Non me lo ricordo, però è stato parecchio presente sul web per tanto tempo. Fonte di meme. Sì, tantissimo. Ora le vecchiette che ci staranno prima di vedere. Ma che Ma che vuol dire? Dio? Giustamente, ci scusiamo con le signore a casa. Molto bene. Adesso ce la Mi sta brontolando la pancia, ragazzi, che... ancora. Vi ricordo come sempre di lasciare mi piace al video, condividetelo con chi vi pare piace, spargiamo la voce della struncatura, perdonatemi la pronuncia mia ma non parlo mai in dialetto, e seguite Magaribo, Grazie, grazie. su Instagram, su Facebook, seguite anche noi delle Edicole di Pinuccio, vi lasciamo il link qua sotto, forse, qua sotto, scansionate il QR code, vi porterà ad un sito in cui ci sono pagina Instagram, pagina Facebook, sito web e canale YouTube. Vi ricordo anche di iscrivervi e di attivare la campanellina, così arriverà la notifica dei nuovi video. Sì, scusami, nel mentre ho visto che mancavano liquidi e quindi sono andato È giusto, è giusto. Però sai, la mia deformazione professionale mi porta a non perdere mai di vista quello che sto facendo. Ci mancherebbe. Ok, allora con la pasta ci siamo. Infatti mancavano 7 secondi. E andiamo a fare l'ultima parte di cottura, come dicevo prima, in padella. Vediamo bene bene. Ora è un piatto Questo è uno strumento tanto utile. molto. Allora, è un piatto che ha la salinità molto accentuata già di suo, perché comunque l'acciuga chiaramente porta sale, la colatura porta tanto sale, una parte di sale la portano anche le olive, quindi noi dobbiamo assalare intanto molto poco l'acqua della pasta, ma veramente molto poco, e assolutamente non andiamo a salare in padella. È miscitato? Omicitato, sì, ora abbassiamo un pochettino e facciamo risottare per un po'. Vado ad apparecchiare la data. Ah, è vero, ci siamo dimenticati di apparecchiare. Ce l'ho il tempo, no? Ma guarda, in realtà ce l'abbiamo anche, però lo facciamo nel mentre, non ti preoccupare. Vedi la quantità di amido insieme ai liquidi che ora chiaramente sono in eccesso perché la pasta deve finire di cuocere, però tu vedi questo colore ed è già un rilascio di amido nel sudetto. È ipnotica come cosa. Sì, diciamo che questo movimento aiuta il rilascio. Tra l'altro se si esagera con questo movimento ne rilascia veramente tanto e comunque sarebbe un errore. Quindi bisogna comunque calibrare anche la quantità di amido. Sai quanti funghi ho bruciato io? Ma credo sia anche normale all'inizio. Come Prova del 9 per vedere se la... controlli ogni tanto. Nel mio primo anno di... Aspetta. Devo un attimino deglutire. Come la lavatrice? Il mio primo anno di università, la prima lavatrice che ho fatto, tra bianchi e colorati non c'erano né più bianchi né più colorati. Quello è chiaro. Poi ma esatto, perdono colore molto facilmente, ho scoperto con il tempo. Nella cucina è uguale, alla fine, certo, se ti piace viene molto più semplice, però cucinare è per tutti, alla fine basta solo un pochettino di esercizio, un pochettino di accortezza, secondo me. Oppure possono sempre venire da magari buono. È giusto, è giusto. Ok. Vedi, come ti dicevo, andiamo in telecamera così facciamo vedere magari. È poca, però questa forse nemmeno si vede. Questa parte d'olio che è rimasta sullo Scottex è quella che poi in bocca darebbe fastidio. Certo.
così ci portiamo avanti. Comune lucidare i piatti prima dell'uscita, non si sa mai una cucina di calcare. Ci sta. Approfitto mentre Matteo fa le ultime cose. Se volete sempre ospitarmi nelle vostre case o nei vostri locali, mandate una mail a edicolodepinuccio@gmail.com. Questa, ve lo ricordo, l'abbiamo già detto, è una puntata pilota, intanto suona il timer. È una puntata pilota per vedere come va questa rubrica, questa nuova rubrica, per fare sempre qualcosa di diverso sul canale, per portare cose tradizionali del nostro posto, che è sempre stato il nostro obiettivo. Come sono andato? Molto bene, signore. Non sono un Antonellino Clerici, quindi... però sai, ti dirò, la prossima prova del cuoco mezzogiorno perfetto, insomma, come che si chiama? È sempre mezzogiorno! Ah, è sempre mezzogiorno, ok. Potrebbe avere Gabriele Bonini alla conduzione, chi lo sa. Allora, noi Mi qui accontento del cameraman, ci siamo. Vertici Rai che state ascoltando. Non vi preoccupate, faccio anche il cameraman molto volentieri. Allora, andiamo a valutare il nostro risultato. Il sugo è ben legato, amalgamato, la quantità è corretta, non servono liquidi, non servono grassi. Possiamo tranquillamente procedere all'impianto. Andiamo! Ovviamente non siamo nella cucina di È sempre mezzogiorno e quindi abbiamo uno spazio un pochettino limitato. Abbastanza ristretto, sì. Non proprio da televisione. Però è funzionale. L'importante Certo, è certo. Allora procediamo a impiattare e poi vediamo se il risultato sarà di gradimento del nostro carissimo conduttore. Questa era veramente brutta. Tu stai impiattando. Da notare il movimento di rotazione del... Sì, essendo una pasta integrale magari risulterà un pochettino più difficile a casa dargli una forma carina, però l'importante è che sia buono. Poi l'impiattamento sì è molto importante, ma possiamo anche andare sul semplice e tradizionale facendo un nidino piccolo piccolo. Tanto poi si sa come si piatta a casa, sai tu. Piccolo dietro le quinte, si era asciugato un po' il sugo. Controllo qualità. Allora, Si era asciugato un po' il sugo perché abbiamo un attimo spostato le telecamere, quindi nel frattempo. Questa è l'arte del chef poi, quella di impiattare così bene. l'occhio vuole la sua parte, effettivamente. Si mangia prima con gli occhi, poi col naso e poi con la bocca. Giusto? Ha detto una cosa saggia, guardate. Oh, Ok. mi immergo nella... A sistemarci queste piccole goccioline fuori posto. addirittura. Sì. Dopodiché andiamo con il nostro pangrattato, alias Wow, formaggio. Questa è pura poesia. Ok. Aspetta la musica di sopra. Esatto. E poi per chiudere il piatto, diciamo, definitivamente, sia per una questione di sapore perché l'acciolina sopra ci servirà, sia per una questione estetica, andiamo a prendere 2 filetti di acciuga, li
arrotoliamo sul dito e andiamo a creare una puntina così. Mai visto questo, Carlo? Segui la Formula 1. No, sono MotoGP dipendenti. MotoGP dipendente. Per chi seguisse la Formula 1 sa a cosa mi riferivo. Ok, in ultimo, prima dell'uscita, una leggera fredda, una leggerissima grattata di pepe nero. Ok, Leggerissima proprio. Leggeramente. sì, perché ne avevamo già messo un pochettino nel pangrattato per tirare fuori gli oli essenziali, quindi poi esagerando eccederemo. Io, mentre Matteo prepara quello che deve preparare, il tavolino, volevo fare una cosa. Servizio! Sai come si sente questo rumore dell'acqua nel microfono? Diventa un ASMR. Li conosci l'ASMR? Ne ho Quelli sentito fanno i parlare dei rumori, nei sì, che microfoni. non ho capito onestamente cosa ci sia di bello in questa cosa. Rilassante. Ma va bene. Bene signori, non ci resta che dire buon appetito. Buon appetito! Magari ora ci invidiano in tanti, Probabile. Però abbiamo fatto il video apposta, così la fate a casa tranquillamente. Esattamente. Mi dispiace rovinarla. È bella tosta questa pasta. Parte di sapidità, parte di croccantezza, senti la mano dell'oliva Sì, in fondo. è vero, è vero. Molto saporito. Mi fa piacere che ti piaccia. Mi raccomando, poi a casa mangiatela piano. E allora, mentre noi finiamo di mangiare, vi ricordo come sempre che potete inviare la vostra richiesta a edicoladeipinuccio@gmail.com. Questa è una puntata pilota, sperimentiamo il format, vediamo come va e poi se va bene possiamo tornare qui, possiamo andare in altri 1000 posti, così almeno impariamo sempre di più. Non solo piatti, aspettiamo anche pasticcerie, pastifici, se vuoi fare tu la pasta, qualsiasi cosa. Io per esempio guarderei molto volentieri una puntata sulla pizza, per esempio. Giusto, fatevi avanti pizzaioli, vi aspettiamo. Rispetto a quelle fatte in casa, sai cosa mi sembra? Meno pesante, Sì, è molto ma più leggero. leggero. Anche se porta comunque un apporto calorico tale da consentirci di arrivare a mammola a piedi e tornare indietro. Un'altra cosa, ovviamente siamo in un locale, quindi si sentono i frigoriferi di sottofondo. Spero che non abbia dato molto fastidio al video. Perché In fortunatamente caso, perdono. partendo a turno, bene o male. Fanno il concerto. Sì. Signore, cosa gradisci? Va Un caffè, benissimo. un dolce, che ne so, un amaro, una grappa, Un dolcino, Un dolcino? Un dolcino. Guarda, ti faccio assaggiare una cosa molto interessante. Chissà cosa ci offre la casa. A sorpresa. Vabbè. Facebook, Instagram, Edicola di Pinuccio, Magaribo, Officina Gastronomica, sito web www.edicoladipinuccio.it. Iscrivetevi al canale YouTube dell'Edicola di Pinuccio, attivate la campanellina se volete, così almeno vi arrivano le notifiche di tutti i video. Sento rumori di piatti là dentro, chissà che sta combinando Matteo. Allora, questo dolce si chiama fondamentalmente una panna cotta. Perché fondamentalmente è una panna cotta. Un pochettino più particolare, però fondamentalmente è quello. Impano la panna cotta del cacao amaro. È presente tipo i tartufini al cioccolato? Praticamente la tecnica è quella. Questa è una scorza d'arancia
lasciata macerare in una vinaigrette composta da succo d'arancia, aceto balsamico e miele. Non vorrei dire, ma questa è un'opera d'arte a livello delle fotografie esposte. Bella mostra, sì. Tra l'altro vi invito, non so quando uscirà questa puntata, ma comunque diciamo che al momento abbiamo una mostra intitolata Africa di Giuseppe Galatà, fotografo e videomaker. E vi invito a venire a visitarla perché è veramente bella. Ma la panna cotta l'hai preparata tu? Sì, sì. Buona. È una versione diversa della classica, solitamente si aromatizza o alla vaniglia o agli agrumi, molto classica diciamo, però questa qua è aromatizzata con timo, salvia, rosmarino, Si alloro sente? e scorza d'arancia. Buona. Il gel è Campari. Questo. Sì. Comunque il livello di creatività è incredibile. Ma la cucina è creatività, cioè alla fine se non ti diverte giocare con i sapori stai sbagliando qualcosa, cioè è un lavoro forse che non fa per te, perché se cucini solo perché lo devi fare non ci metterai mai abbastanza amore per soddisfare intanto te che stai cucinando e poi i clienti, cioè è proprio impossibile. Cucina è passione, amore, tanto sacrificio, soprattutto tante ore di preparazione, studio, di prove, di questo piatto. Paradossalmente è nato mentre mi stavo tatuando. Però in testa sì, però poi comunque ci fai delle prove, cerchi di capire le quantità, per esempio in questo caso di erbe aromatiche da utilizzare, e fai un tentativo, ne fai un altro ancora. Però sì, bisogna necessariamente spendersi emotivamente in cucina, prima che fisicamente. E con questa perla io Per direi le che la belle di puntata- saggezza contattatemi pure. io direi che possiamo chiudere la puntata. Ringrazio Grazie a Matteo voi. Galatà, È stato un Mitico grandissimo piacere. Spero piacere mio. che il format prenda piede, spero di vedere tanti colleghi fare altrettanti video, magari anche meglio, perché poi io non è che sia tanto affine alla telecamera, però insomma ci ho provato. Ce la siamo cavata. Dai, sì, ci sta. Dunque, vi ringrazio per averci seguiti. Non mi resta che mandare l'appuntamento a Boh. Magari. Magari, era tutto calcolato. Comunque, speriamo. Io vi invito a mettere mi piace al video, a condividerlo a chi volete, così aiutate me, aiutate anche il format, non solo me, aiutate le edicole di Pinuccio, aiutate anche le aziende che poi vorranno collaborare in questi video. Grazie ancora, non mi resta che mandare l'appuntamento alla prossima puntata, sperando che ce ne sia un'altra. Lo spero. Oppure comunque sul nostro canale YouTube alle dirette del volley. Grazie, un bacione. Grazie, Ciao. buon appetito.